Quindi possiamo osservare i due stippiti dell'entrata centrale. Con il passaggio centrale non è perché è laterale, abbiamo due ingressi, uno all'inizio e uno alla fine, e entriamo verso l'area interna dove era situato il villaggio. Quindi entriamo dentro la struttura. Sulla destra una scala per raggiungere la parte alta della muraglia dove sicuramente vi era il camminamento. Ma la scala è naturale o è stata ricostruita? La scala è così come si trova da secoli, da millenni. Questo ancora non è stato ricostruito, mentre invece la parete interna verso il villaggio, che è costituita da pietre molto più piccole e da un grande riempimento all'interno, perché abbiamo all'esterno delle grosse pietre, all'interno invece pietre più piccole. Qui era tutto un crollo e attualmente è stato ripristinato nella sua altezza, là fin dove era possibile arrivare. Testimonianze per sapere quanto poteva essere alta non se ne hanno.